Io sono Nabeti dal Ghana e vivo qua da più di 20 anni. Mm, Ho avuto un matrimonio misto e posso essere anche ehm, testimone personale di una situazione di cui si discute stamattina. E sono di origine proprio di famiglia mista. La mia famiglia è basata da, diciamo, tante generazioni, andremo indietro forse 4-5 generazioni, sempre di matrimoni misti. Ecco, allora è quasi una cosa naturale. La donna immigrata affronta grossi cambiamenti nel paese in cui si trova e anche all'interno di un matrimonio dello stesso gruppo etnico ci sono delle complessità perché la donna o la famiglia stessa deve cambiare abitudini, deve adeguarsi un po' alla società in cui si è trasferito. E allora questa difficoltà secondo me non si trova solo nei matrimoni, ma proprio fa parte delle problematiche di una famiglia di immigrati e anche di bambini nati in un contesto diverso dalle origini dei genitori, ecco. Il Ghana è una comunità molto nutrita e rappresentata qui in Friuli, non tanti, non numeri impressionanti, però numeri importanti per una piccola regione che cresce anche attraverso l'immigrazione, vero? Certo, la comunità ghanese fa parte proprio della classe operaio friulana della regione. Diciamo, maggior parte degli immigrati ghanesi sul territorio sono qui con la propria famiglia. Sono arrivati prima i maschi che sono tutti in fabbrica, che fanno lavori che oggi tanti friulani non vogliono più fare. Allora hanno un ruolo abbastanza importante, quasi indispensabile in questa area di industria, ecco. E le mogli lavorano anche sempre come operai, sono tante donne ghanesi che lavorano nella zona di Manzano, San Giovanni, nelle fabbriche di sedie, sono specialisti nella, come si chiama questa mansione, comunque una delle attività nella Vari rami lavorazione di specializzazione, certo. della lavorazione di legno, ecco. Esatto. E le fabbriche conoscono le donne ghanesi per essere bravi in questo lavoro qua. Significa che sono catteggiatori, Sì, esatto, sono grandi sono catteggiatori, i ecco. levigatori, Levigatori, sono ecco. tanti i Ecco, mestieri del anche triangolo della seta. verniciatori, ecco. E tutto questo significa che sono stati integrati nella società lavorativa, però all'aspetto sociale, diciamo, ci vuole ancora un po' di tempo, come ha detto lei prima, è facile di accettare e qualche volta è difficile averli proprio vicino perché c'è ancora quella mentalità che l'africano viene dall'area più povera, che ha abitudini più povero, che ha un modo di mangiare più povero e ci vuole tanto tempo per cambiare questa mentalità. Penso che la comunità di mediatori associazioni di immigrati stanno lavorando molto su questo fronte perché ci sono attività culturali, teatro, attività linguistica, eccetera, che porta vicino più il popolo. Ci sono attività in piazza, cercano di integrare un po' queste comunità grosse nelle attività dei paesi. Ci sono danze culturali che fanno parte delle feste dei paesi e come ha spiegato prima ci sono
dei ghanesi operai che cominciano anche a parlare direttamente friulano senza neanche imparare italiano. Io ho avuto un elettricista che è venuto a casa mia a fare un lavoro ghanese con un suo amico friulano e parlavano tranquillamente in friulano. Mi è sembrato molto interessante perché questo non parla in italiano, non scrive in italiano, però parla friulano perfettamente, ecco. E sul campo di lavoro con figlio parla in friulano. Allora la nostra società afro-friulana. esatto. Ma sono casi neanche tanto sporadici e poi rispecchiano una dinamica consolidata che è quella di adottare nel campo del lavoro una lingua veicolare, Ecco. utile anche per non solo acquisire la padronanza del mestiere, ma anche per entrare in contatto con tutta la realtà sociale ed economica. E per la comunità non è solo un discorso razzista dalla parte della comunità che ospita, ma è anche importante per la comunità che immigra, che cerca di migliorare la propria vita, anche di conoscere questo posto dove va per poter integrarsi. Ecco. Allora è un lavoro che va fatto da tutte le due parti e come mediatrice quando mi trovo a mediare anche con la famiglia ghanese cerco anche di dare quell'input che serve per comprendere dalla parte degli immigrati, non solo dalla parte dei servizi o dei cittadini italiani.